Siete Vignole, questo è Pero Matteotti, consigliere comunale a Riva, ingegnere, no? Ingegnere. Per adesso ingegnere. Potete dire interista? Interista. Interista, Doc. Ecco. Interista doc, come por Cesare Marosini. Allora, Pero, mai il panettone a Riva? E il Bonzaner? Sì, lo mangia perché per disperazione. Che senso? Sarà un po' amaro, ma nel senso sì, lo mangia. E il magna anche la colomba pasquale? Questo è già più difficile. Questo è già più difficile. Potrebbe seguire l'esempio di Arco. Ho capito, cioè essere accorpati, dici... Sì. Ma senza costi aggiuntivi. Ma cos'è che non va? Cos'è che non va questo consiglio comunale? Guarda, non è una questione del consiglio, non è neanche una questione... Sì, il consiglio non è un gran clima in consiglio, su questo sì, va bene, ok. Boh, perfetto. Però noi avevamo anche proposto di dare i voti di appoggio a un'unica condizione: noi non volevamo né posti né careghe, non entriamo in giunta, perché con questa giunta è meglio non entrare, ma volevamo 5 robe. E le 5 robe sarà perché il Pietro Matteotti per lui è indigeste. Ho capito. Non Però le 5 robe. Le 5 robe fondamentali, cos'è che ne serve a Riva? Bastava dare la coda di domenica. Ne serve la Riva Rovereto, punto. Capito. No porcate, troiate, strade tra strade, un unico tunnel. Quella è la prima. La seconda, per esempio per i Rivani, la seconda importante è la Miralago. Noi vogliamo portarla a casa, la deve essere del comune di Riva, non della Lido, della Patrimonio, delle cazzate varie, del comune di Riva. E dopo bisogna chiudere la storia del palazzetto, dove fare il teatro a Arco, mi va benissimo, chi dica teatro a Arco, basta. Però un palazzetto dello sport, fallo sulla Riva Arco, fallo dove te vuole e che vorrà. Ascolta Pero, se libera un posto a Arco, fai che penserino? Non c'è tempo, mi sono arrivando dopo, credo che arriva il treno sia passato, non so se su Trento, che sarà se chi su ti Trento. cade di più? Non lo so, che vuol dire delle condizioni diverse, però mi sono fatto massa nemici dicendo non faccia quel che penso, e allora chi arriva e dice che è Ciccio Molinari che poteva riatterrare a volo zero, a quota zero su Riva. Ma su Riva o su Trento? Su Riva. Può darsi. Se non riesce a Trento è chiaro che le Riva. A meno che non sia chiaro, la commissione dei 12, dove comunque vedremo molto bene, una commissione che si occupa dello statuto. Al posto di Marosini. Del SOPAM, al posto di Marosini, che dopo aver fatto 5 anni il presidente, questa è l'ipotesi. Guarda che quelli è posti che contano. Ma in più forse sarebbe. Cos'è che manca veramente a Riva per decolare? A Riva bisogneria che fosse meno burocrazia, però bisogneria che fosse gli amministratori che gira per il mondo. Ho la fortuna di girare, perfetto. Ho visto quelle robe l'altra settimana. Un mese fa sono stato a Copenaghen, ho visto il nuovo progetto dell'inceneritore che sta facendo, non è un inceneritore, recupera e ammassa i rifiuti dopo aver fatfatto una differenziata ad hoc nella periferia di Copenaghen, gli ha realizzato una collina verde con una pista di sci a Copenaghen dove non è colline, gli fa una roba, cioè quei paesi lì nordici crede nelle energie verdi, e noi siamo qua, l'inceneritore non è, il Packer ormai le navie, gli ha coperto la discarica, 20 milioni per il capping e va avanti, il percolato basta andare al piede della discarica, alle pocce nere, va tu nella falda e siamo qua che aspettiamo, e dopodiché la tassa sui rifiuti l'aumenta. Ascolta, adesso lancia un bel messaggio a Roberto Bresciani. Al mio amico Roberto Bresciani, sai cosa che faria con Roberto Bresciani? No, ma aspetta la domanda, perché lei è terribile, è terribile. Come ha fatti a portare fuori il traffico da Riva senza avere le operazioni lumache bis, i casini? Sai come che ho fatto? Come ha fatto Pietro Matteotti? Ti dai 2 minuti per spiegarlo? Perfetto. Allora, segui l'attenzione. Molinari sindaco, Molinari che aveva il trucco che il lavoro sporco lo faceva Pietro Matteotti. Ecco. Vabbè, erano in ottimi rapporti. Sì. Adesso meno, ma insomma erano in ottimi rapporti. Decidendo di portare via in Viale Roma e Viale Dante, girava i tir della cartiera, ti ricordi? Gli ribalteva le balle sul bar Trento? Il bar Trento. Bar Trento, per più di una volta nella vetrina. Esatto. Decidendo di cavare fin la lotta dei Caltei, questa è una querela con Arco,
Stabilimmo a tavolino di spostare il traffico a nord dell'Inviolata, il primo passo, dopo andare a Bretella Comai, dopo andare alla circolazione se Packer e De Colli si deciderà prima o poi a finirla, ma se mi fosse sindaco di Riva ti assicuro che la sarebbe già finita, come a fa con la galleria col Port Casagrande, che in un anno è venuto Ciampi a inaugurare, e la frana, se ti Cornelio ti ricordi, la frana era stata a Natale, mi pare, cos'era stata? Prima di Natale. Prima di Natale. A giugno Ciampi è venuto a inaugurare il tunnel. Dopo, e ti hai fatto anche quel po' di spiaggia, c'è spiaggia certo, e sai come ho fatto a far passare i sassi sul lungolago? Cosa che adesso noi devo fare con la galleria Riva Arco Loppio. Sono su, che era un comitato che era 40 persone. E mi sono sentato, mi ero il vice sindaco, facevo un po' l'arrogante all'epoca, devo dire la verità, perfetto. Mi sento so che tutti, compresi i funzionari della Berasi, assessore Verde, che comincia a dire non sia mai sassi nel lago, il lago non è una discarica, tutta una scena del genere. Ho portato degli esempi, delle foto fatte in giro per l'Europa che avevo visto, di cose del genere, e dopo siccome mi si girava un po' le eliche, come diciamo noi, a questi personaggi ho detto una roba molto semplice: guardate ragazzi, voi fate quello che volete, fate quello che volete, a me non interessa, tanto ho la copertura superiore, se qua esce il progetto approvato, bene, se non esce approvato vado dal presidente con cui ho già concordato che il nulla osta ci sarà. E com'è finita la riunione? Domando al Cornelio Gala, che è il mio amico. Sai come è finita la riunione? Approvato all'unanimità. L'ultima roba, DC 400 che tempo fai? Che avevo un 50.3, però che avevo già un problema di salute. Ho capito. Noteri stanno notando a Fiasconaro? Beh, all'epoca Fiasconaro aveva il record 48. 48 sui 400. Sì, vabbè, però vuoi dire a Fiasconaro? Fiasconaro, ragazzi, Fiasconaro è un grande. E quel tempo. Praticamente allo stesso tempo te il fai in politica. Sì, però sono sempre arrivato secondo. Ho capito. Ragazzi, il freno le passava. Certo che se aspetti in metro, un'altra. Vabbè. Comunque ti dicevo, per i bresciani, per finire il discorso che mi fa prima, fatta sta roba, Arco fa ricorso al ministero, Riva deve difendersi. Allora il buon Molinari mi ha mandato a Roma dall'ingegnere Lo Schiavo, se me ricordo perché con nome così, Lo Schiavo. Go a spiegare la situazione, Lo Schiavo la manda su, la manda a vedere il percorso, la voleva una relazione scritta dell'allora ispettore della polizia stradale, e l'ha mandato parere, ok, e quindi l'aveva vinta. Quindi Bresciani... Ma bisogna far così. Comunque Bresciani, se mi fosse stato il sindaco, sapevo Bresciani, che lei è mio amico, che diceva guarda, abbiamo sbagliato. Quando con Nardini, ti ricordi perché te l'avevi scritto, quando con Nardini, io ero in giunta, Nardini cantiere comunale, quando con Nardini abbiamo provato a disegnare le strisce in viale Dante Ovest, per esempio, in senso contrario, in modo che l'idea sembrava che col flusso del traffico il parcheggio potesse avvenire in retromarcia in modo da... mi sembrava un'idea geniale, e Nardini l'ha proposta e l'aveva votata. E dopo 2 giorni che sta i commercianti, che comincia a dire che sgasa, che si ferma il traffico, perché un conto è entrare in retromarcia, un conto è entrare de ponta. No? Cioè il coraggio di dire sbagliato. E sai cosa che abbiamo fatto? Abbiamo fatto una giunta straordinaria con Nardini, Luciano se lo ricorda, e abbiamo detto guarda Luciano, fai una roba, non succede niente, di notte cambiano tutto, in 24 ore abbiamo inciampato, rifatti i segnali, è vero, abbiamo buttato via 10 kg di vernice bianca, d'accordo, perché l'errore in buona fede te può farlo, ma l'avevano risolto anche, e tanto è vero che fino alla pedonalizzazione di qualche anno dopo, che è l'attuale pedonalizzazione, le strisce e i parcheggi erano rimasti nel senso sistematico. Quindi caro Roberto, se te ascolti, para dal pero. Bisogna far così.